Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Carissimo Andrea, grazie, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista nell'edizione di oggi, sabato 19 di ottobre dell'anno del Signore 2024, con me Alex Cereda. Buongiorno Alex. Buongiorno a tutti. Allora, noi cominciamo oggi la nostra trasmissione, la cominciamo parlando di furbi. I furbi sono quelli che spesso incontrate sui social, che presentano dei veri e propri rottami in condizioni da rottame e però vi chiedono 5.000 euro. Dice, ma come? Ma sta Giulia è tutta sfondata e corrosa da tutte le parti? Sì, però dopo tutto è una buona base di restauro, quindi 5.000 euro. Oppure ancora automobili che hanno improbabili chilometraggi nelle revisioni, che vengono venduti a 10.000 euro, addirittura ne vedevo una poco fa di 18.000 euro, niente di meno, una 164 di 30 anni fa, però qualcuno osserva e dice guarda che di revisione in revisione prima aveva più chilometri, poi ne aveva di meno dichiarati, poi ne aveva di meno ancora. Miracolo, praticamente andava a marcia indietro sta macchina. Allora, Alex, ma perché ci provano? Allora, premesso che non ce l'abbiamo personalmente contro chi mette quelle inserzioni, ognuno ha un bene, lo mette una cifra, se un altro la compra è affar suo. Ah, certo. Il compito del garage dell'Alfista, che io e te abbiamo preso quasi come una missione, perdonami il parolone, è quello di guidare nei limiti del possibile, con la nostra discreta esperienza, l'ascoltatore nel mondo Alfa Romeo. Infatti. Io sono un grande fan dell'Alfa Romeo, come lo sei anche tu, però non ho le melanzane agli occhi, come si dice a Roma, e non posso non notare cosa accade, ovvero è un mercato adesso malato. Perché è malato? Tutti vogliono l'Alfa Romeo, tutti, è diventato un oggetto di culto vintage, oltre agli veri appassionati, quelli della prima ora, perché c'erano quelli che fino a ieri non sapevano cos'era la Giulia, oggi sono diventati appassionati, ben vengano, per carità. E ovviamente c'è un nucleo di furbetti, cioè quei personaggi che sono tanti, che cercano di vendere un bene che ovviamente vale poco, e il malcapitato capita sempre. Un'auto, facevo un esempio così, una Giulia a 5.000 euro, totalmente devastata dalla ruggine, e mettono nell'annuncio da restauro non impegnativo. Sì. Vedi, se uno come me, uno come te, uno come tanti altri ascoltatori non ci cascano. Però ho notato, perché ho diversi amici o qualcuno mi ha contattato tramite Facebook seguendo la trasmissione, e mi ha mandato le foto di veri rottami comprati a prezzi d'oro. Io ricordo un personaggio, non posso dire il modello, non vorrei che, perché è probabile che ce l'abbia nell'amicizia di Facebook, non so, Sì. non so bene. Comprò una X Alfa Romeo per 7.000 euro e contento mi mandò le foto. Ragazzi, io non sapevo cosa dirgli. Una macchina cioè entrava la mano in alcune parti. Un restauro era impossibile se non a cifre da capogiro. In tutta risposta, io ovviamente con le pinze cercai con molta delicatezza di dire che forse era meglio non prenderla, e mi disse però ho un Alfa Romeo.
Dice, vengono in garage, ho un Alfa Romeo. Allora lì andiamo sulla malattia mentale, scusate, sulla passione che va oltre, no? Però per non buttare i vostri soldi altrove, è bene che stiate molto attenti quando comprate un oggetto. Oggi il mercato Alfa Romeo è ai massimi storici. Significa che le auto buone, attenzione, i collezionisti non le cedono. Qual è quel matto che cede la sua Alfa Romeo in perfette condizioni? È molto raro, è molto raro. E quando la cede, ovviamente vuole il suo prezzo. Certo. I prezzi, diciamo così, più bassi, ma relativamente più bassi, tu hai fatto l'esempio di 5.000 euro, ma ci sono anche Alfa 10.000 euro, ho visto degli annunci vendute poi, 9-10.000 euro, veramente devastate. Dice, però ha un motore 2005 V6, ma sapete cosa costa una macchina ferma 30 anni, un 2005 V6? Non è che alla mezza accensione riparte, probabilmente quel monoblocco non si potrà mai utilizzare. Esatto. È l'assurda bestialità del mercato che va ormai alla deriva, perché fino a quando non si ferma si riempirà di mezzi recuperati in campagna. Io so di storie di roba trovata in mezzo agli orti, tirata fuori e venduta. Poi magari ho richiesto, ho richiamato cioè, sì, siamo riusciti a venderla. Cioè roba abbandonata per anni in un orto. Abbandonato non significa tenuta con un telo, ritrovata dal nonno, dallo zio, vendono rottami di ogni genere. E purtroppo accade questo. Il nostro compito relativo, insomma, il nostro consiglio che possiamo dare è di stare molto attenti. Non fidarvi di chi vi dice restauro non impegnativo, perché qualunque carrozziere, anche dalla foto, vede certe auto, rinuncia a lavorarci. Perché ragazzi, quando i lamierati non ci sono più, non è che tu metti una lastra di acciaio, di alluminio, di ferro, di rame, quello che vuoi, e sostituisci la portiera o un fondo di una macchina. Deve essere ricostruita seguendo i dettami dell'auto. Classico esempio, la Giulia, che marciscono purtroppo negli anni nelle paratie laterali, quelle basse. E cosa succede? Oggi vuole essere citato il nostro amico Giorgio Rangella, che segue la trasmissione da lassù. Dice l'anima sua. Perché è un problema che se c'è qualche restauratore, qualcuno che ha la Giulia lo sa benissimo. Quando si toccano i longheroni, siccome le Giulie non è che erano costruite con tanta precisione, andavano corrette un attimino, non ce ne stanno due uguali, lui mi diceva, non esistono due esattamente uguali. Quando si sostituiscono quei longheroni che vanno a comprare, originali o quelli rifatti, le saldature non coincidono più. Morale, quando andate a montare le portiere, o non si chiudono o ci stanno due diti liberi dentro. Ecco. Quindi andare a ricostruire, qualcuno che magari che io conosco ha restaurato la Giulia e magari mi starà seguendo, sa benissimo i guai che ha passato per cercare di accorciare un'auto che era praticamente lunga 3 centimetri in più, 3-4 centimetri in più, che non sono pochi, perché comunque l'auto viene ricostruita ma non perfetta, e quindi quando tu la vai a comprare e vedi un'auto che ha uno spazio che entra una mano nella fessura della porta, ovvio, ed hai speso una fortuna, magari 40-45 mila, 50.000 euro per un Alfa Romeo, che magari ne vale 20 o 15, è un po' una problematica. I furbetti è pieno, purtroppo è pieno, perché non sono appassionati, quella è un'altra cosa. Quella è gente che fino a ieri faceva ben altro mestiere. Compra rottame a 500 euro, le vende a 5.000, 10.000, 8.000. Quello dobbiamo dirlo, ecco. Io sarei più cattivo, farei i nomi e cognomi con gli annunci, però dovrei trovare un buon avvocato e non ovviamente Radio Libertà, a cui sono affezionato e non vorrei creare problemi. Sì, appunto, però ecco, è molto importante sottolineare questa cosa. State attenti quando vi avventurate all'interno del mercato, perché nell'avventurarvi all'interno del mercato le sorprese, soprattutto i personaggi che vogliono fare, non diciamo i truffatori, ma i furbetti per spillarvi qualche soldo di più non mancano, e anzi spesso e volentieri li incontrate impancati a spiegare questo è un Alfa, questa no, questa sì, questa no, perché generalmente sono anche quelli che poi quando ci sono i raduni vanno con la macchina, fermano anche un collezionista serio come lo stesso Alex
e gli dicono: guarda, sono venuto qua, per te facciamo questo prezzo, e così siete tutti più contenti. E vi fotte, detto in termini chiari. Impensabili, ma non c'entra nulla nel club nel raduno. Sono quei personaggi che si infiltrano con la macchina e poi magari vedono, ti avvicinano con una scusa, ormai so l'iter come fanno, magari ti chiedono: ti piace la mia macchina? E magari gli esprimi un buon giudizio, o per educazione o perché veramente è bello. Certo. E come cercano di vendere. In quel caso magari spesso vendono delle macchine in buone condizioni, e il discorso è diverso. Però quello è un commercio. Io dico sempre, parto dalla passione. La passione è passione. Poi puoi decidere anche di vendere un mezzo, però lo vendi da appassionato, non da commerciante. Sono due cose ben diverse, perché da commerciante ometti tanto. Poi c'è una terza categoria, quello che inventano delle quotazioni che non esistono. E quindi fino al malcapitato che, trovandosi qualche soldino, vuole l'Alfa Romeo a tutti i costi. Ci sono tanti ragazzi che io conosco di 20, 22, 23, 25 anni, 30, diversi mi scrivono e io li ringrazio pubblicamente. Ogni tanto li devo bastonare, ma non li bastono in senso cattivo, per svegliarli, per dire: alt, non avere fretta, il mercato offre diverse cose. Puoi trovare la tua occasione spendendo la stessa cifra o di più o di meno, prendendo un mezzo più adeguato, perché oggi restaurare, mentre una volta conveniva, restaurare un Alfa Romeo così come un'altra marca è antieconomico. Io anni fa rifiutai 2 omaggi che comunque potevo anche comprare i pezzi, 2 regali, 2 Giulia che mi furono regalate, che poi lasciai lì in un deposito, gliele restituì, perché il restauro superava di gran lunga il loro valore. Quindi all'inizio può sembrarsi un affare, a me furono regalate, oggi le vendono per le macchine, anzi le hanno vendute. Andare a restaurare costa tantissimo, e questi furbetti cosa fanno? Alzano il mercato. Ti faccio una storia breve che mi è accaduta a me. Negli anni 90 affiancavo il mio lavoro, quando lavoravo in TV come cameraman e montatore RVM, è un periodo, siccome lavoravo a volte in maniera semestrale, eccetera, avendo una discreta esperienza sulle auto, compravo e vendevo auto, o comunque collaboravo con alcune del nord per vendere auto. Un giorno questo procacciatore, questo autosalone, mi propone una DS, dice: guarda, se mi puoi piazzare una Citroën DS, una automobile non facile da restaurare, anche complicata, sono quelle aperte, no? Sì. Non c'era, lì truffe a go-go, la Citroën DS 50-100.000 euro. Era un mezzo molto delicato, perché comunque tanti proprietari, vai a scoprire se era originale o rifatta, perché era dai documenti francesi poi importata in Italia. Basta, sta macchina non riuscì a piazzarla, ne chiedeva credo 15.000 euro, adesso 15 milioni. 15 milioni, basta. Allora mi dice: guarda, vedi che adesso la vendiamo. Allora c'era una rivista che non cito per non fare pubblicità gratis, non so neanche se esiste ancora, dove c'erano tutti gli annunci di tutta Italia. Me la ricordo. Ecco, e allora cosa fecero? Questo poi mi ha spiegato il trucco. Fecero degli annunci spia, ovvero delle auto prese con foto da altre riviste dello stesso modello, con prezzi molto più alti, tipo 40 milioni, 50 milioni. E questa auto a 20 milioni è quello che c'era, 15-20 milioni che cercavano. Cosa succedeva? Chiunque andava a vedere questo modello, vedeva quel modello a una cifra molto più alta, che è una cifra inventata, non esisteva né la macchina né quella cifra, cioè non esisteva, però diventava un riferimento. Allora chiunque andava a vedere, c'è una DS Chaperon e 50 milioni, questa me la offre a 20, è un affare. Venduta all'istante. Io per 2 o 3 mesi insieme agli altri non riuscivamo a venderla neanche a 15 milioni. Che significa? Che c'è un mercato, che quello che sta accadendo nell'Alfa Romeo, tutti alzano i prezzi e basta che ti trovi un prezzo leggermente più basso e gli dai un catorcio dal valore 0, diventa un affare. Questo accade adesso col computer, è ancora più facile, quindi si vendono quotazioni di auto che vanno sempre più in alto. Vedi la Montreal adesso cominciano a chiedere 100-120 milioni, 120.000 euro. Ho un'ottima macchina, ricordiamo che non esistono ricambi, e chi deve metterci le mani deve essere no alfista, super alfista, cioè quei vecchi meccanici di una volta che non esistono più, non idraulici che diventano meccanici preparatori. Questo sarebbe anche da fare veramente un'altra trasmissione. I vecchi preparatori che sapevano metterci le mani. È un mondo che sta sfuggendo di mano, un modo di vendere che sta sfuggendo di mano,
E oggi un rottame a 5.000 euro è un affare, a 10.000 euro è un affare. Una volta con 10.000 euro, 10-15 anni fa, compravi una Giulia completa, molto probabilmente in buone o in ottime condizioni. Oggi il mercato ovviamente è cambiato, tutto si sta spostando verso l'alto, fanno il giochino del rialzo, cioè inventano annunci con lo stesso modello di auto di colore diverso, con prezzi più in alto, automaticamente il mio rottame da 5 vale tutti, perché tutti quanti vendono a 30, 40 e magari gli dai il sogno dell'Alfa Romeo, questo non lo restaurerà mai, ma come mi ha risposto l'amico che mi ha scritto e poi siamo sentiti al telefono, dice però ho un Alfa Romeo. Io lo capisco perfettamente, perché a volte la passione, come per le donne, fa fare delle follie. Però tenere in garage un'auto marcia e non uscirla, per dire agli amici un Alfa Romeo, credo che sfiori un problema psicologico, o no? Esatto, aggiungerei anche un'altra cosa. A drogare il mercato non ci sono solo gli italiani, ma ci sono anche e soprattutto i tedeschi. Soprattutto i tedeschi, sembra, che stanno facendo incetta di tutto, del meglio, hanno la loro tecnica, perché all'inizio tu metti l'annuncio, ti dicono che la comprano così com'è e quindi tu ti freghi le mani, aspetti il tedesco, quando arrivano te la smantellano, perché vengono col detector per vedere lo spessore dei lamierati, guardano se c'è anche una minima trafilazione, vengono con la borsetta piena di soldi e ti dicono 35, per me ne vale 20, qua ci stanno 20.000 euro, li vuoi? Tanta gente che io conosco dice preso dalla necessità, preso da mia moglie che mi prestava, preso da che questi me l'hanno portati proprio contanti là davanti, gliel'ho ceduta. Quindi comprano per un piatto di pasta un'auto che poi alla fine ne vale veramente di più. Andare lì col detector e verificare che una macchina di 60 anni non ha mai avuto un urto, ragazzi, cioè, è impossibile. Trovano la magagna, te la deprezzano, arrivano lì, come si dice a Roma, con i soldi in bocca e te la portano via. Quindi attenzione, cioè, ben vengano i nostri cugini tedeschi, però attenzione, stanno facendo incetta nel mercato e tanti appassionati, diciamo la verità, come mi è stato detto, sono contento di aver venduto la macchina di meno in Francia, in Olanda, soprattutto in Germania, e così non se la gode un italiano. Questa è un'altra assurda imbecillità a cui potremo dedicare un'altra puntata. Ecco, e di questi imbecilli, insieme con i preparatori improvvisati, parleremo sabato prossimo, allora. Caro Alex, noi siamo in chiusura, ti ringrazio ancora una volta del tuo tempo e della tua disponibilità. Grazie ancora e ci ritroviamo tra 168 ore, va bene? Va bene. Benissimo, grazie a tutti voi, appuntamento il 26 di ottobre, quasi finito il mese, signore e signori, sulle magiche onde di Radio Libertà per il garage dell'Alfista. A tutti voi, buon weekend.